Un patto metropolitano per la sicurezza urbana integrata e partecipata. Le firme sono quelle del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto e del sindaco comunale metropolitano Luigi Brugnaro, ma attorno sono presenti i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine cittadine, Polizia di Stato e Polizia locale, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che i Vigili del Fuoco e il SUEM 118. La cosa più importante è la collaborazione tra le forze dell'ordine che è stata istituita accettando tutta una serie di nostre proposte che avevamo fatto. Considerate che questo piano l'abbiamo scritto 2 anni fa. È tornato la scorsa settimana da Roma con l'avallo del Ministero dell'Interno. Senz'altro si può dire che aumentiamo moltissimo l'approccio alla sicurezza nella città metropolitana e nel Comune di Venezia. Una delle cose più importanti per garantire la sicurezza è la velocità, la rapidità con cui si agisce. Sì, e anche il coordinamento, cioè l'idea di mettere telecamere non basta da sola, ci vogliono gli uomini per l'efficienza operativa e ci vuole un coordinamento che deve utilizzare per forza le nuove tecnologie. Il patto, che ha durata triennale, prevede l'interconnessione tra le sale operative delle forze dell'ordine e della polizia locale, il cui organico sarà aumentato di 70 agenti, un rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, del controllo di vicinato e del contrasto all'abusivismo commerciale. Ci saranno operatori di sicurezza anche a bordo dei mezzi pubblici. Il patto prevede l'impiego di personale civis. Quella della sicurezza è un'operazione nella quale giocherà un ruolo fondamentale la tecnologia, come quella delle telecamere in grado di leggere le targhe. Sono state individuate delle aree critiche, magari a Mestre, nelle quali agire per prima? Sì, sono segnate con precisione e non soltanto, anche la tipologia di aree, anche un'idea tipologica di aree che in qualche modo vanno presidiate a maggior ragione, per esempio le stazioni, tutte, non la stazione di Mestre, le stazioni, perché è un luogo facile di scambio, anche per situazioni illegali, eccetera.